vuole omaggiare la città di Napoli e i suoi abitanti e il suo spirito indomito, battagliero, specialmente nei momenti più difficili della sua storia. Ed è per questo che voglio raccontarvi la storia di Gennarino, un piccolo bambino napoletano nato e cresciuto nei quartieri spagnuoli. Eccolo qua, Gennarino Capuozzo, che da qui sembra un uomo di grande età, invece aveva solo 11 anni. Era nato nel 1931 Gennarino e viveva col papà, con la mamma Concetta e 3 fratelli. Quindi erano 3, 2, 5 e 1, 6, in un basso, Novasce, fra i vicoli di Napoli. Come tutti sapranno, i bassi a Napoli sono degli umili appartamenti a piano terra formati da un unico stanzone dove c'è tutto, c'è la cucina, il letto, separato da una tendina e il water con una tinozza per lavarsi. Il 2 giugno del 1941 il papà di Gennarino, con gli occhi un po' lucidi, disse alla famiglia che doveva partire per il fronte. Gennarino, a soli 11 anni, capì che da adesso in poi sarebbe stato lui il capofamiglia e cercò così di tranquillizzare sua madre dicendole: non vi preoccupate mamma, da oggi alla famiglia ci pensi io. E dal giorno dopo iniziò a lavorare per pochi centesimi come apprendista commesso in una bottega. Furono 2 anni di inferno per lui, per tutta la famiglia, perché la guerra portò in città paura, fame, la borsa nera e la mancanza di qualsiasi genere di conforto. Napoli, essendo una grande città, aveva un porto fondamentale per i tedeschi, per il controllo del Mar Tirreno, ed è per questo che subì da parte degli alleati più di 100 bombardamenti e ci furono 20.000 morti. Il 3 settembre del 1943 il generale Badoglio firmò l'armistizio e l'esercito italiano si trovò improvvisamente senza ordini, i soldati erano allo sbando, i tedeschi invece, che fino a poco prima erano alleati, diventarono i nemici numero 1 e Napoli in quei giorni era piena di soldati tedeschi, agguerriti, arrabbiati. Il colonnello Scholl proclamò il coprifuoco, cominciò poi a rastrellare la città per obbligare i napoletani a diventare forza lavoro nei campi di concentramento e ordinò ai suoi soldati di fucilare chiunque fosse stato responsabile di atti ostili contro i tedeschi. A quel punto la popolazione stanca, insorse, affamata e agguerrita scese in strada per combattere i tedeschi anche a mani nude. Era il 27 settembre 1943 e iniziarono così quelle che poi diventarono famose 4 giornate di Napoli. Gennarino all'epoca compì gli anni, ebbe 12 anni in quel periodo, ma quel giorno stava rientrando a casa dal lavoro quando sentì gli spari di una pistola. Si spaventò, si nascose, poi prese coraggio, tirò fuori la testa per vedere cosa era successo e vide davanti all'ingresso di un panificio a terra, in una pozza di sangue, i corpi di un uomo, di una donna e del loro bambino. Quell'immagine terribile gli fece passare ogni paura e pensò: ora basta, non posso più stare a guardare. Così quel bambino tornò a casa, prese una borraccia d'acqua e una pagnotta, diede un bacio a sua madre e le disse: mamma, non mi aspettate, io vado, tornerò quando Napoli sarà libera. E corse via, sparendo tra i vicoli. Dietro di lui si formò un gruppetto di rivoltosi, tutti ragazzini, scugnizzi, come li chiamano a Napoli, che andarono ad aiutare gli insorti alla masseria Pagliarone, al Vomero. Corrite, guagliò, corrite, venite a qua, gridava Gennarino ai suoi compagni, dopo essere riuscito a rubare delle armi ai soldati tedeschi del Terzo Reich per portarle ai rivoltosi tra le barricate. E così
la notizia che un gruppo di scognizi stava mettendo a dura prova le truppe naziste incominciò a girare per tutta Napoli. Il giorno dopo, il 28 settembre 1943, giunse la voce che a Mugnano erano stati fucilati da un plotone di esecuzione tedesco 10 civili, tra cui donne e bambini. Così Gennarino e i suoi decisero di vendicarli. Lui e i suoi compagni raggiunsero la zona della fucilazione, avevano certo paura, erano bambini, sapevano che avrebbero affrontato un nemico spietato, ma videro la camionetta dei tedeschi che si avvicinava, si appostarono dietro alcuni blocchi di cemento e quando fu questa camionetta a portata di tiro, Gennarino, senza pensarci due volte, lanciò una granata contro il mezzo blindato. I tedeschi vennero presi di sorpresa. Scendete, scendete infami, mani in alto, bastardi, gridarono gli scognizi puntando i fucili. I tedeschi, presi alla sprovvista, scesero con le braccia alzate, era l'unica cosa che potevano fare. C'erano 3 tedeschi, l'autista, il mitragliere e il comandante che poco prima aveva dato l'ordine per quella strage. Gennarino avrebbe potuto uccidere tutti, lo sapeva fare, aveva imparato ormai a usare la mitragliatrice, ma il ragazzino era diverso da loro. Invece li fece prigionieri e li portò con le mani alzate fino all'accampamento degli insorti, consegnandoli così ai capi della rivolta. E fu acclamato da eroe. Il 29 settembre, cioè il terzo giorno, in via Santa Teresa, decine di napoletani avevano alzato barricate con tutto quello che avevano: sedie, armadi, tavolini, carretti, botti. Alcuni addirittura bloccarono la strada con un tram messo di traverso. Gennarino era appostato su una di queste barricate e sparava a raffica con una mitragliatrice tedesca. Quando vide davanti a sé un carro armato Panzer che si avvicinava, Gennarino capì che quella sua mitragliatrice che aveva a disposizione non serviva in effetti a nulla contro quel Panzer blindato. E così si riempì le tasche di granate e col coraggio di un uomo maturo corse contro quel carro armato tedesco urlando: Jadeven! Vedete, Jadeven! Jadeven acá! Adesso vi facciamo vedere noi chi sono i napoletani! Gennarino Capuozzo perse la vita così, all'età di soli 12 anni, il più giovane partigiano d'Italia, medaglia d'oro a valor militare, morì pronunciando una frase piena di orgoglio, dettato dal coraggio e da un'incoscienza che rimarrà nella nostra memoria per sempre. Dopo 4 giorni, i tedeschi, ormai sconfitti, fuggirono dalla città. Napoli fu liberata grazie al sacrificio dei napoletani che lottarono fino alla morte per difendere la loro amata terra.